Siamo in via Butera. A quanto pare i cittadini rispondono bene. Eccola lì. Proseguiamo col nostro viaggio della differenziata. Vedete? Qua c'erano i secchi. Qua c'erano i secchi e ora c'è la differenziata. Hanno molto favorito il cittadino, lasciandolo libero di poterla lasciare dove vuole, purché sia visibile, dalle 24 alle 00. Orario pressappoco molto mobile, flessibile, ecco, nell'arco delle 24 ore. Non andate oltre, Oltre le 24 ore non conviene. Eccola lì. Differenziata. Ma cazzate, ora il tempo che, perché non è che ogni giorno, il tempo che, come si dice, che diventa compost, soprattutto il bio, il tempo che diventa compost e poi verranno a ritirarla con le dovute adeguate norme di differenziata. Siamo a Caposoprano, come potete vedere, eccoli, qua pure, c'erano i secchi, non ci sono più. Qua c'erano i secchi, lì c'erano i secchi, non ci sono più e a quanto pare non c'è manco la differenziata, significa che qui i cittadini non rispondono. Lì pure c'erano i secchi e non ci sono più, proprio scomparire i secchi. Quando ero figlio differenziata, eccola qua la differenziata che ora, ma praticamente ora vedono l'operatore si spartono, giusto? Sì, proprio singolarmente, uno a uno, proprio... visto come dicevo io, ora verranno gli operatori per lasciare libero il cittadino di lasciare la differenziata dovunque, purché si veda, che poi passa l'operatore, giusto? Che singolarmente, e noi lo controlleremo a questo operatore come un minimo scontrino, poi vedrete. Va bene, ciao ragazzi, grazie a voi e buon lavoro a voi, Bene, non ci sono dubbi, dai, che sempre le solite polemiche, chissà come andrà a finire, questa sarà una figura di merda, i soliti lamentisti, i filippinari, adesso li possiamo chiamare i filippinari, perché ormai il filippinismo è diventato uno scopo di vita per alcuni, non filippini, cioè filippofobici, sono filippinofobici, giusto, così hanno la fobia del filippini. Vabbè, purtroppo è un periodo filippiniano. Vabbè, abbiamo fatto il giro, vediamo qua se c'è differenziata. No, qua è più che differenziata, è sparpagliata. Bene, vediamo. Qua c'è un po' di sparpagliata, eccola qui, un altro po' di differenziata, insieme a compost di alberi che volendo si possono anche piantare, che sono ancora verdi, non solo riciclare ma riportare in vita. Bene, qua c'è un altro punto di ritrovo della differenziata, in via degli Appennini, incrocio Amiata, ecco, vedete qua delle lastre di vetro buonissime da utilizzare, in ottime condizioni, ripeto, non solo riciclabili ma anche da riportare in vita. Bene, ora usciamo per la via degli Appennini, dove qua ci sono nuove fabbricazioni, qua ci sono. Ed eccola qua.
un'ultima differenziata, tanto per mandare a fanculo la Voila Line Studio. Che disse?